1 minuto 12 secondi è la durata del video girato lungo la superstrada pedemontana veneta all'altezza di Altivole, 72 secondi durante i quali in quel tratto transitano solo 2 camion, uno in direzione Bassano, l'altro verso Treviso. Un copione che si ripete ogni giorno lungo una delle infrastrutture più attese, ma ad oggi, all'indomani dell'inaugurazione del quinto stralcio che precede il completamento dell'opera entro il 2022, poco utilizzata da automobilisti e camionisti. Le cause vanno ricercate nei costi del pedaggio che, spiega il presidente degli autotrasportatori di Confartigianato, ci spingono ad utilizzare le altre arterie, anche se questo significa impiegare più tempo per arrivare a destinazione. Il costo del pedaggio è troppo elevato per farmi cambiare le mie abitudini. Parto 10 minuti prima del mattino, non c'è nessun problema. Spendere 18 euro di pedaggio per andare fino a Vicenza da Treviso comincia a essere pesante. Fai andata e ritorno 2 volte, sono 70 euro al giorno. 70 euro se facciamo su un mese sono 1400 euro. È troppo. La pedemontana rimane un'arteria fondamentale per la nostra regione, ma mancano collegamenti importanti con la rete autostradale e la viabilità secondaria, evidenzia il direttore di CNA Treviso, ricordando le richieste avanzate sul fronte pedaggi. Fossero previste delle agevolazioni per quanto riguarda il tragitto casa-lavoro, perché non concedere queste agevolazioni è un finto risparmio, perché il costo naturalmente viene pagato ogni giorno dalla mancanza di competitività delle nostre imprese che devono appunto percorrere vie ben più intasate e dall'altro lato anche per la sicurezza stradale. Auspichiamo che anche alla luce dei dati che verranno raccolti, si possa magari rivedere la posizione che di recente la Regione ha confermato di chiusura su queste agevolazioni. Vendrame chiama in causa i comuni interessati dal passaggio della superstrada. I comuni che hanno voluto l'hanno voluta in trincea, sapendo che costava tanto e sapendo che dopo non si poteva utilizzare come se vogliono sgravare i loro centri dal traffico devono pagare qualcosa anche i comuni. Con il telepass i residenti di una certa zona o della provincia di Treviso, come si vorrà fare, hanno uno sconto del 30, 40, 50% subito al casello.